7 marzo 2026. Cagliari si sveglia con il grido di 1000 persone. Dai comitati cittadini ai sindacati, la Sardegna è scesa in piazza per denunciare un sistema sanitario definito ormai in stato comatoso. Oltre 450.000 sardi oggi non hanno un medico di base. Liste d'attesa che arrivano al 2029, gli ospedali periferici al limite della chiusura. Ma cosa sta succedendo davvero negli ospedali della nostra isola? E quali sono le risposte delle istituzioni? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di parlare di questa manifestazione di numeri, iscriviti al canale e lascia un like se pensi che parlare del futuro della sanità sarda sia doveroso e importante. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni. La carenza cronica riguarda oltre 500 medici di medicina generale e 50 pediatri di libera scelta. Questo significa che quasi mezzo milione di cittadini sono privi di assistenza primaria. Il risultato? Il 20% della popolazione sarda, circa 320.000 persone, sta rinunciando a curarsi. Chi può emigra verso altre regioni, chi resta si scontra con tempi d'attesa biblici. Un esempio su tutti è una gastroscopia programmata per il 2029. La crisi morde più forte nei centri periferici. A San Francesco di Nuoro, operare un anziano per una frattura al femore entro 24 ore è diventato quasi impossibile, con trasferimenti continui verso Olbia. A Sorgono il pronto soccorso resiste con soli 2 medici, mentre il reparto di chirurgia apre solo 4 giorni a settimana. A Isili l'allarme è massimo. La chiusura del pronto soccorso isolerebbe territori già fragili come il Sacidano e la Barbagia di Seulo. La risposta della giunta guidata da Alessandra Todde punta su un piano di emergenza. Per le 100 sedi più disagiate sono stati stanziati incentivi da 2.000 euro netti in più al mese per attirare medici. L'obiettivo è anche strutturale. Entro giugno 2026 si attende l'apertura di 46 case della salute e 11 ospedali di comunità grazie al PNRR. Si punta inoltre alla medicina di prossimità, trasformando le farmacie in centri di servizio. Ma basterà fermare l'emorragia di personale? L'opposizione, col Fratelli d'Italia in testa, parla di paralisi e richiede un intervento immediato in aula. Se da un lato la maggioranza rivendica una piccola riduzione dei medici mancanti, passati da 560 a 502, dall'altro i comitati popolari chiedono il rispetto effettivo dei livelli essenziali di assistenza. La battaglia per il diritto alla salute in Sardegna è appena iniziata. Qual è la situazione sanitaria nella tua zona? Hai riscontrato i primi segnali di miglioramento? O ti sei scontrato anche tu con liste d'attesa infinite, come il caso limite della gastroscopia nel 2029 che abbiamo citato prima? Io non posso fare altro che ringraziarti per la tua attenzione, augurarti una bella giornata e a Sibili.